Buongiorno, in diretta con Focus TG. Andiamo a Vicenza da Daniele Garbin e Simone Squarcina perché c'è attesa per l'arrivo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per un sopralluogo che si svolgerà proprio nei cantieri della TAV. In diretta Daniele Garbin, a te Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Confermo, proprio in questo momento siamo in attesa ancora del Ministro che è atteso a momenti. Ecco, in questa zona, vedete alle mie spalle, è previsto l'incontro con questo sopralluogo e il commissario Macello, Elisabetta della Regione Veneto, insomma è constatare lo stato d'avanzamento dei lavori in questo tratto dove effettivamente la TAV sta accelerando verso Vicenza di questo primo lotto funzionale, ricordiamo, tra Verona e il bivio con Vicenza. Effettivamente i lavori proprio in questo momento sono direi effettivamente avanzati. Proprio sotto di noi in questo momento c'è anche ancora parte del personale dell'esercito che, ricordiamo, domenica ha dovuto anche affrontare la questione del Bomba Day, e quindi in questo momento è proprio la zona critica che ha subito anche uno stop proprio per dar modo di effettuare questa opera di bonifica. Tante le domande, tante le attese anche per l'arrivo del Ministro, che ricordiamo era stato l'ultima volta a San Bonifacio per fare l'incontro con il sopralluogo. In quel punto si trattava anche di pensare ai lavori di proseguimento nella galleria. Adesso stiamo guardando effettivamente se arriva, vediamo ogni tanto arrivare dei pullman che portano gruppi di persone. Abbiamo visto il sindaco di Montebello e con noi anche varie autorità locali, però ecco, ancora al momento non vediamo l'arrivo del Ministro. Per il momento il direttore, finché non arriva, poi vi faremo segno noi quando poi sarà presente e lo seguiremo durante l'intero corso dell'iniziativa. Per il momento è tutto da Montebello. Certo, grazie. Chiedici la linea appena arriva il Ministro Salvini. Andremo anche in diretta a Venezia, a Cabalbi, perché è prevista la conferenza stampa del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Ma intanto andiamo avanti con la cronaca. È stato accusato di aver investito e ucciso la piccola Lea Stevanovic, bimba di 10 anni, nell'incidente stradale di Creazzo. Questo automobilista è stato arrestato ai domiciliari. Ai domiciliari il presunto responsabile dell'incidente stradale avvenuto a Creazzo il 16 febbraio, in cui era stata travolta la piccola Lea Stevanovic, deceduta 3 giorni dopo all'ospedale di Vicenza a seguito delle gravi lesioni riportate. La misura restrittiva disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza è collegata all'esito dell'imputazione per omicidio stradale ed in pieno accoglimento della richiesta di misura cautelare personale formulata dalla Procura della Repubblica Berica. A comunicare la misura degli arresti domiciliari all'uomo i carabinieri di Valdagno. La ragazzina di 10 anni era stata travolta mentre si trovava sul marciapiede assieme al papà. Nonostante i tentativi disperati di salvare la piccola da parte del personale sanitario e le veglie di preghiera comunitarie che hanno riunito le comunità di Creazzo, luogo dell'incidente, e di Altavilla Vicentina, comune dove la piccola abitava con la famiglia, le condizioni erano apparse da subito gravi. Le speranze si sono spente dopo 3 giorni. Ci saranno tutti i compagni di classe di Jacopo Apollonia ai suoi funerali. Parliamo del 18enne centauro che è morto colpito da un malore. Prima che si schiantasse contro un'auto è stato ucciso da un aneurisma e molti dei suoi compagni di classe sono riusciti a salutarlo proprio sul letto di ospedale. Per Jacopo Apolloni la motocicletta era la vita e proprio in sella alla sua Fantic 125 è rimasto fin quasi all'ultimo respiro. Un malore gli ha fatto perdere il controllo mentre riaccompagnava a casa la fidanzata in centro a Cittadella. Lei è sopravvissuta con qualche ferita, lui è rimasto per ore in ospedale. Le speranze di salvarlo erano nulle, così c'è stato il tempo per familiari, compagni e professori di salutarlo.
Quando sono arrivata io ho trovato che c'erano già degli insegnanti, c'erano dei compagni che a due venivano vestiti per poi accedere nella sala rianimazione dove si trovava Jacopo intubato. Io stessa, quando sono entrata in sala per salutare Jacopo, ho chiesto e mi hanno detto che non era assolutamente operabile e quindi abbiamo tutti quanti abbracciato Jacopo, ecco, per l'ultima volta. Jacopo frequentava la classe quarta automazione dell'Istituto Tecnico Tecnologico Chilesotti di Thiene. Era pieno di vita, idee, iniziative. Era una persona che faceva tante cose contemporaneamente, quasi come se il tempo per lui fosse un elemento da bruciare velocemente. Ecco. Aveva messo in piedi un'officina in casa per riparare la moto, anche quella degli amici. Il ricordo che ho è di un ragazzo molto, era anche una persona importante all'interno della classe perché manteneva un po' gli equilibri, quindi anche attento a questo aspetto umano, pronto ad aiutare tutti, sempre. Alcuni dei suoi compagni sono comunque partiti in gita a Roma, dove Jacopo è stato ricordato nella visita in Vaticano. Altri sono rimasti a casa. Tutti hanno avuto il sostegno della psicologa dell'istituto. Da una riunione dei rappresentanti di classe è arrivata una proposta. Possiamo raccogliere tutti i nostri pensieri e metterli in una scatola che poi viene per Jacopo, che poi vengono consegnati alla famiglia. Ecco, quindi ho detto certamente, oggi c'era la scatola pronta. Ecco, quindi questo è un po' l'atteggiamento di tutto l'istituto. Stiamo cercando di ricordare Jacopo, ma anche facendo qualcosa appunto per la famiglia. Andiamo avanti tra poco con la cronaca nera, ma vedo il presidente Zaia che ha iniziato la conferenza stampa a Cabalbi. Andiamo in diretta, per noi c'è Filippo Fois con Sandro Ponchio. Iniziare un progetto importante che parla del tavolo di pianificazione, parla di alcune misure di formazione, parla di device e di dispositivi che vogliamo dare, quindi che vogliamo fare in modo che diventino dotazioni per i nostri operatori. E poi vedrete che abbiamo anche delle novità per arginare quello che sono le aggressioni negli ospedali, che sono aggressioni. Pensate che nel 2024 ci sono state 25.940 episodi denunciati in Italia. Vi dico denunciati perché il 69% di questi episodi non vengono denunciati. Quindi questo in via teorica è solo un 30% di quello che accade dentro gli ospedali. Ovviamente si va da aggressioni fisiche anche pesanti a quelle verbali, a tutto quello che poi è il contesto nel quale ci muoviamo. Considerate che le aggressioni solo del 2024 sul 2023 sono aumentate del 33%. Alla luce di tutto questo uno si chiede: ma in Veneto cosa succede? In Veneto succede che è veramente preoccupante. Non sto a dirvi i dati del 2020, poi avrete i dati in cartellina, perché il 2020 è stato un anno nel quale siamo passati da 4.500 accessi al pronto soccorso al giorno a 1.200, un migliaio per ovvi motivi del Covid. Ma se vado a prendere il 2022, che possiamo considerare un anno normale dal punto di vista sanitario, perché il pronto soccorso erano tornati a fare il pronto soccorso, ma anche i reparti, abbiamo avuto 883 aggressioni in Veneto. Nel 2023 2.229, vedete questa crescita spropositata, e nel 2024 2.595. Stiamo parlando di aggressioni che sono state registrate a fine anno e quindi hanno riguardato il comparto dell'emergenza urgenza, della salute mentale, insomma i servizi di pronto soccorso, insomma tutto quello che è, diciamo, il front office degli ospedali. Anche alcune aggressioni che sono avvenute ad esempio all'interno dei reparti, dove familiari vanno a rendere giustizia al familiare che non guarisce più o ha difficoltà. Allora, non sto qui a parlarvi delle tante iniziative che vogliamo fare, questo tavolo di pianificazione, la formazione, i dispositivi. Vi dico solo che oggi, perché vi abbiamo invitati? Per un semplice motivo, perché siamo passati da alcune, diciamo, dotazioni sporadiche, non so, delle pulsantiere per alcuni operatori, piuttosto alla videosorveglianza che ormai esiste un po' dappertutto, a corsi di formazione. Siamo passati a immaginare di dotare tutti i nostri sanitari di un dispositivo che si chiama wearable, che è un bracciale
e poi vi verrà spiegato dal dottor Annichiarico, che poi saluto e invito qui, anzi lo invito subito, che registra la voce, è in grado di registrare, è in grado di predisporre una chiamata, quindi un pulsante per una chiamata, ed è in grado anche di creare un'interlocuzione con una centrale, cioè tu cadi a terra, c'è qualcuno che ti sta aggredendo, spingi e comincia a parlare con la centrale operativa. Oltre a questo, oggi avrete presente anche, che invito qui, il dottor Mauro Filippi dell'ULSS 4, che è accompagnato, ma li possiamo invitare qui, dalla dottoressa Beltrame, direttore del pronto soccorso di San Donato di Piave. Buongiorno. Mettete pure di qua. E l'infermiere Laura Maurutto, prego. Maurutto e l'infermiere Andrea Simonetto. Allora, detta in poche parole così ci capiamo, 4 milioni di euro. Prima c'erano delle pulsantiere così random a disposizione, per dire la famosa chiamata d'emergenza con un pulsante che so sulla scrivania dell'ambulatorio o altro, e i dispositivi di videosorveglianza. Oggi pensiamo a di base questo wearable, che è un braccialetto, tipo un orologio che i nostri operatori possono indossare, e poi abbiamo un progetto sperimentale che va oltre e che è rappresentato da una camera che voi vedete già indossata lì, per gli operatori, vedete i 2 operatori, che è l'ultima frontiera, l'avanguardia oltre al braccialetto. Questo è un progetto sperimentale che il dottor Filippi ha fatto partire in quel dell'ULSS 4, che se funzionerà, se prende piede nella maniera giusta, poi verrà anche questo diffuso dappertutto. A me spiace dover constatare che siamo in un regime. Allora, avete sentito il Presidente Zaia, conferenza stampa sulla sanità ancora una volta e su sistemi di difesa, di controllo, di vigilanza a disposizione degli operatori sociosanitari, cioè medici e infermieri, che vengono in maniera molto frequente aggrediti all'interno degli ospedali, in genere da parenti dei pazienti. Andiamo avanti con la cronaca. Ci potrebbe essere una storia di ricatti ed estorsione dietro l'omicidio di Franco Bernardo Bergamin. Le indagini degli investigatori continuano controllando i conti correnti dell'anziano ucciso e nascosto in un armadio nella sua abitazione di Limina e del suo killer reo confesso Alessio Battaglia. Nel passato del quarantenne triestino già un arresto nel 2015 per estorsione e minacce a 2 disabili, un modus operandi che potrebbe aver ripetuto anche con lo stesso Bergamin, che lo ospitava in casa e che forse veniva ricattato. Questa è la pista degli investigatori, che non credono del tutto alla versione fornita da Battaglia durante l'interrogatorio di garanzia della lite nata per delle bollette non pagate. Intanto sabato mattina alle 10 nella chiesa di Tremignon si celebreranno i funerali dell'assassinato. Lui fu trovato impiccato a cornuda e lei fu rinvenuta uccisa in un burrone a Borso del Grappe. Qui siamo a un altro giallo del nord-est, che è un cold case perché non è una vicenda recente. Secondo i familiari non sarebbe stato un suicidio come era stato ipotizzato. Relazioni con più uomini, una trentina, una conversazione telefonica preoccupata, una parte della casa mai perquisita. Troppi elementi in sospeso per i familiari di Daniel Pascal Albanese, che chiedono che il caso venga riaperto. Per loro la tragica fine del 50enne trovato impiccato nella sua casa di Cornuda il 26 novembre 2017 e della compagna Sofia Melnik, ucraina 43enne, rinvenuta cadavere un mese dopo, la vigilia di Natale, dentro un sacco in un burrone tra i boschi di Borso del Grappa, non è l'epilogo di un omicidio-suicidio, come sostiene la Procura di Treviso, che dopo 7 anni ha chiesto di archiviare il caso. I parenti del 50enne, assistiti dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini del Foro di Bologna, chiedono di accertare se invece non si sia trattato di un duplice omicidio con un assassino ancora in libertà. Una richiesta formale nella quale indicano alcuni testimoni da sentire e chiedono di rivalutare alcuni accertamenti medico-legali che non sarebbero stati compiuti correttamente. In particolare è emerso che la donna aveva relazioni con più uomini contemporaneamente, una trentina, utilizzando differenti identità e pseudonimi.
Lui, si sostiene, non mostrava risentimento e l'attività era in qualche modo concertata dalla coppia, ma c'è una conversazione del novembre 2017, poco prima della tragedia, agli atti dopo gli accertamenti sui dispositivi elettronici, in cui il cinquantenne si mostrava molto preoccupato per un chiarimento che la compagna doveva avere con un uomo. E ancora si chiede di fare un sopralluogo in una parte della casa, una autonoma unità abitativa all'ultimo piano della palazzina dove abitavano e dove non sono stati fatti mai accertamenti né perquisizioni. Infine è stata prodotta una consulenza tecnica di parte affidata al medico legale Donatella Fedeli, che sottolinea carenze nell'indagine e negli accertamenti e per la quale non sarebbe possibile affermare con assoluta certezza che la morte di Daniel sia stata un suicidio. Servizio del nostro caporedattore centrale Nicola Zanetti. Adesso andiamo a Padova in diretta da Valentina Visentina, da Federico Cibotto, perché sono stati arrestati 2 minorenni presunti responsabili di rapine ai danni di loro coetanei, di ragazzi. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore. Nonostante la giovane età, è lunghissima la sfilza di episodi di violenza e rapine che viene contestata ai 2 ragazzi, un 16enne e un 17enne di origine tunisina, residenti a Padova e nel Trevigiano. Tanti gli episodi e quello che colpisce di questi minori, ancora una volta protagonisti della cronaca, è la violenza che utilizzavano nei confronti delle vittime. Tanto che la rapina passava in secondo piano, era solo il modo per poter dar sfogo alla loro violenza, e questo è quello che emerge anche dall'ordinanza che ha disposto le misure cautelari nei confronti dei 2 ragazzi. Tanti, dicevamo, gli episodi contestati, in particolare al 17enne del Padovano viene anche contestata la responsabilità dell'aggressione ad un operatore di Striscia la Notizia avvenuto a fine gennaio in stazione a Padova, mentre stava effettuando delle riprese. Questo ragazzo avrebbe lanciato il sasso che ha provocato la rottura del braccio dell'operatore, ma sono almeno una ventina gli episodi che vengono contestati a questo 17enne, e anche un arresto nel 2023 per una lite avvenuta durante una festa di piazza d'Albignasego, dove aveva minacciato e sottratto un borsello ed il cellulare ad un coetaneo, e è anche accusato di lesioni, spaccio di droga, e per commettere questi reati spesso girava armato di coltellino o di spray urticante al peperoncino, così come l'altro ragazzo, il 16enne trevigiano, che è stato rintracciato nella sua abitazione. Anche lui era già noto alla polizia per almeno una decina di rapine ai danni di coetanei, e la più cruenta un'aggressione lo scorso gennaio ad un venditore di bevande in Prato della Valle, a cui aveva sottratto alcune bibite. Poi anche un'aggressione nel 2023 per futili motivi, aveva stretto le mani al collo ad un coetaneo e aveva preso a schiaffi la ragazza che era intervenuta in sua difesa. Entrambi poi erano stati protagonisti anche di una tentata rapina avvenuta la scorsa estate a Jesolo, sul lungomare Ricciarelli, dove avevano tentato di sottrarre alcune collanine d'oro a dei passanti. Come dicevamo, l'aspetto che più preoccupa è la violenza, il carattere violento di questi ragazzi. L'appello del questore di Padova Marco Dorisio alle famiglie di vigilare. Sentiamo le parole del questore di Padova. Io vi lascio con l'intervista che abbiamo realizzato pochi minuti fa insieme al collega Federico Cibotto, e poi la linea può tornare allo studio. Il dato che emerge da quest'ultima attività della squadra mobile, che ha visto appunto il coinvolgimento come protagonisti 2 minori, uno di 16 e l'altro di 17 anni, è proprio questa accertata attitudine all'aggressività, un'aggressività praticamente gratuita, dove il loro agire violento ha come base non l'appropriarsi di un bene. Se andiamo a vedere parliamo di 10 euro, parliamo della sigaretta elettronica, ma proprio l'obiettivo primario di questa aggressività gratuita diventa appunto la loro prevaricazione e la loro sottomissione, anche umiliazione, abbiamo riscontrato in alcuni casi pubblica, nei confronti della vittima predestinata, sia esso un coetaneo che anche una persona adulta. E qua si impone una riflessione, perché questi ragazzi sono il risultato
è l'espressione di ciò che probabilmente nelle famiglie andava fatto e non è stato fatto. Quindi occorre quantomeno stare attenti, essere pronti a cogliere quei primi segnali, intercettarli, no? Quei primi segnali di devianza giovanile, in maniera tale da intervenire, interrompere questo ciclo assurdo, gratuito della violenza, nell'interesse dello stesso ragazzo, cercando di dare nuove chance perché possa proseguire, ripeto, nel suo percorso di vita, perché il conto poi prima o dopo arriva. Il dato che ci obbliga a far riflettere è che qua la violenza era fine a se stessa, cioè questa attitudine che viene anche richiamata nell'ordinanza di custodia cautelare ad un'aggressività violenta, è proprio questo il punto, cioè la violenza diventa non strumento, mezzo per commettere il reato appropriativo, ma diventa quasi un qualcosa per provare un appagamento personale, quindi trovare una sorta di autoafformazione, quasi a voler colmare un vuoto interiore di questi ragazzi. È proprio questo il punto. Questore di Padova Marco Odorisio, oggi in regia Focus TG ci sono Andrea Basso e Renato Capoi. Andiamo avanti con un altro giallo del nord-est, quello della morte di Alex Marangon. Secondo la procura di Treviso il ragazzo non sarebbe stato picchiato, non sarebbe stato vittima di una brutale aggressione, ma vittima invece di una disgrazia, sarebbe caduto dalla terrazza davanti all'abbazia di Vidor, dove però sono stati trovati i suoi vestiti. Ci sono altri punti oscuri, come anche il fatto che non siano più stati ritrovati i soldi che aveva nelle tasche. Sono andati un po' a esprimere i loro dubbi a Ring, condotto il nostro programma su Antena 3, condotto da Cristian Arboita, gli zii della vittima. Sentiamo. I vestiti e tutte le cose di Alex erano dentro la chiesa. Chi li ha portati dentro? Sulla morte di Alex Marangon sono rimaste tante, troppe domande a cui non è mai stata data una risposta. Come mai, si chiedono gli zii del giovane veneziano morto la notte tra il 29 e il 30 giugno 2024, tutte le sue cose erano all'interno dell'abbazia di Vidor e non nella sua stanza. Forse Alex aveva deciso di andare via. Ma se la dinamica della sua morte provocata dalla caduta del terrazzo sembra certa, almeno per la procura, sono molti punti oscuri in questo giallo. Alex è partito da casa con 1.000 euro in contanti. Questo evento lo ha pagato 400 euro, tra l'altro per andare a morire. E i soldi che mancano? All'appello, secondo gli zii, mancherebbero 500 euro, somma di cui non è stata mai trovata traccia. Quella terribile notte, durante il rito sciamanico, per i familiari di Alex è accaduto qualcosa di inaspettato. Noi ci siamo fatti un'idea che Alex abbia visto o sentito qualcosa che non andava. Nella mente degli zii quelle ore tremende durante le ricerche di Alex, svanito nel nulla dopo il rito sciamanico, e l'altra inquietante domanda. Eravamo là presenti quando passavano i droni, quando sono passati con i sommozzatori, sono passati con le imbarcazioni davanti alla terrazza e non c'era traccia di Alex. Alex sarebbe rimasto lì sotto il terrazzo dell'abbazia per ben 27 ore, ma nessuno lo aveva individuato. Perché? E poi quelle parole dette ai familiari prima del ritrovamento del corpo. Una persona mi ha anche detto nei giorni di ricerca: voi non sapete chi sono io e chi conosco io. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Rimane aperto il fascicolo senza indagati per omicidio volontario, ma presto potrebbe passare a morte conseguente da altro reato. Rimangono le parole del papà lasciate sui social. Ti stanno uccidendo una seconda volta, noi condannati ad un ergastolo di dolore. Parleremo di questo ed altri gialli venerdì a Focus nella rubrica Gialli a Nord-Est con la criminologa Giada Vianello. E intanto non sono emersi elementi che giustifichino un'indagine per la morte di Marco degli Uomini, pertanto non verrà eseguita neanche un'autopsia. Lo ha riferito oggi il procuratore di Udine Massimo Lia. Sabato alle 10 funerali con rito civile del giovane atleta che, come ricorderete, è morto dopo una caduta sulle piste dello Zoncolan. Siamo in Friuli Venezia Giulia.
Nessuna indagine e niente autopsia sul corpo di Marco Degli Uomini, l'atleta 18enne morto domenica 9 marzo nell'ospedale di Udine il giorno dopo una caduta sulle piste dello Zoncolan, dove si stava riscaldando in vista della discesa da apripista per una gara di sci giovanile di Super G. Lo ha confermato il procuratore di Udine Massimo Lia, comunicando che dopo rapidi accertamenti non sono emersi elementi che giustifichino un approfondimento investigativo. La famiglia potrà dunque organizzare l'ultimo saluto al ragazzo. Le esequie, che si svolgeranno con rito civile, si terranno sabato alle 10 nel piazzale antistante la casa funeraria Piazza di Tolmezzo. Il giovane è deceduto all'ospedale di Udine, dove era stato trasferito dopo il primo ricovero a Tolmezzo. Nella caduta aveva perso il controllo degli sci, volando per una 70 di metri prima di fermarsi nella rete di protezione. Nell'incidente si era procurato fratture multiple. Rimasto vigile e in grado anche di contattare telefonicamente la madre per informarla dell'incidente, a Tolmezzo erano sorte gravi complicazioni dovute ad un'embolia gassosa, tali da rendere necessario il trasferimento in volo ad Udine e il ricovero in terapia intensiva in coma. Domenica il suo cuore ha smesso di battere. Servizio di Francesco Pezzella della nostra redazione di Udine. Adesso Stefano Giovanpietro ci fa sentire il ricordo di alcuni sciatori di questo ragazzo che è morto proprio mentre stava facendo l'apripista di un Super G. È un mondo comunque piccolo e una notizia del genere a un corregionale, il luogo dove è successo, è stato veramente un duro colpo. Appena ho saputo una notizia del genere, dove è successo, una pista dove anch'io 1000 volte mi sono riscaldato prima delle gare, perché comunque quella è l'abitudine di chi va a fare le gare allo Zoncolan, ci si scalda su quella pista e si fa la gara nella pista adiacente. E quindi è una cosa pazzesca, è una fatalità soprattutto perché è successo durante un riscaldamento, quindi neanche in gara, non deve succedere mai, però ancora di più in un riscaldamento, quindi una notizia scioccante. Un grosso abbraccio a tutti i suoi cari, è una notizia straziante e spero che insomma un mondo che è comunque un mondo, una famiglia, un mondo così piccolo possa riuscire a stare molto vicino a loro. Il mondo dello sci si stringe dopo la tragica scomparsa di Marco Degli Uomini, 18enne che studiava da campione e che voleva diventare maestro di sci. Tutte cose che non potrà fare per una caduta durante un riscaldamento su una pista, la 2 dello Zoncolan, che i professionisti conoscono a menadito. Come detto da Emanuele Buzzi, principale esponente dello sci alpinismo friulano, gli fa eco anche Luca Taranzano. Ne approfitto subito per estendere e fare le mie più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici di Marco e allo Sci Club Monte Dauda, col quale ho anche avuto piacere di allenarmi più di qualche volta. E purtroppo sono vicende che sono praticamente incommentabili, sono disgrazie che non dovrebbero succedere. È una pista che tantissimi ragazzi hanno fatto migliaia di volte, io compreso, migliaia prima di me, lo faranno migliaia dopo di me. È una pista che comunque si fa e purtroppo si conosce, e quasi quasi questo è anche un po' un modo di quasi sottovalutare, ma non si deve mai sottovalutare. Premessa, non so esattamente cosa è successo perché non ero presente e quindi so solo quello che ho potuto leggere. E cosa può capitare? Purtroppo nella sessione di riscaldamento di una gara si iniziano a provare le sensazioni, se è anche successo, dipende anche dalle giornate o dalla neve che si trova, di perdere il controllo degli sci in modo improvviso, nel senso una scivolata. Più ci si avvicina alla prestazione, più il rischio di una svirgolata, chiamiamola così, è alto, ecco. Una tragica fatalità, viene in mente l'incidente che ha rovinato l'esistenza di Michael Schumacher, che è andato per anni a 300 all'ora e che in seguito ad una caduta sugli sci è rimasto menomato ed è purtroppo ancora in gravi condizioni. Una donna di 78 anni, e qui siamo alla tragedia nel sestiere Santa Croce di Venezia, vicino a San Giacomo all'Orio, che è precipitata da una finestra mentre stava pulendo i vetri.
Stamattina io ho visto una scena agghiacciante, stavo andando verso Piazzale Roma, passavo per San Giacomo dell'Orio facendo il ponte, avevo visto un gruppo di persone ferme e dall'altra parte c'era un corpo di una donna con la faccia a terra piena di sangue. L'impatto, dopo un volo di oltre 10 metri, non gli ha lasciato scampo. Precipitata dalla finestra della sua abitazione al terzo piano mentre stava pulendo i vetri. Il tragico incidente domestico è accaduto a Venezia, nel sestriere di Santa Croce. A perdere la vita un'anziana vedova di 78 anni. L'impatto con i masegni della Rugabella tra Campo San Giacomo dell'Orio e Campo Nazario Sauro le è stato fatale. Tra le persone che hanno assistito alla tragedia e cercato di assisterla anche un medico. C'era una signora che passava e che ha detto che era un medico e si è avvicinata e ha sentito se aveva battito, però ci ha fatto segno di no. Lanciato l'allarme sul luogo del drammatico evento, si sono immediatamente recati i sanitari del 118 e i carabinieri del nucleo natanti per prestare soccorso e avviare i rilievi. Le indagini effettuate nel corso della mattinata hanno confermato la natura accidentale dell'episodio. La donna, in circostanze ancora in corso di valutazione, ha perso l'equilibrio ed è caduta al suolo. Per garantire la sicurezza e consentire alle forze dell'ordine di eseguire i rilievi necessari, i passanti sono stati invitati a utilizzare percorsi alternativi. Sono stati temporaneamente chiusi il ponte del Forner, il Rio San Zandegolà e il Rio Sant'Agostin. Servizio di Nicola Marcato. Domani alle 16 nella chiesa parrocchiale di Nervesa della Battaglia i funerali di Umberto Coghetto, il 27enne morto folgorato venerdì scorso ad Agna nel Padovano mentre montava una tensostruttura in un'azienda agricola. La procura ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti. Umberto Coghetto aveva studiato all'alberghiero Maffioli e terminati gli studi aveva lavorato in diversi ristoranti della zona. Amici e colleghi lo ricordano come un bravissimo ragazzo, volonteroso, gran lavoratore ma soprattutto buono. Poi il sogno di mettersi in proprio si era avverato ed Umberto aveva intrapreso l'avventura di un nuovo lavoro con la BR Technology per la quale stava lavorando ad Agna. La famiglia è molto conosciuta in paese, la mamma Silvia Zambon e il papà Giuseppe Coghetto, per tutti Beppe Rock, per la passione per la musica. E davanti al Consiglio regionale del Veneto la CGIL ieri ha manifestato per chiedere maggiore tutela e sicurezza sul lavoro. Basta morti sul lavoro! Basta infortuni sul lavoro! Basta infortuni sul lavoro! Presidio della CGIL davanti al Consiglio regionale per chiedere sicurezza sul lavoro. In Veneto, secondo lì. Allora, poi ridiamo interamente questo servizio, ma c'è il ministro Matteo Salvini al microfono di Daniele Carbin. A Vicenza, sentiamo. No. Direttore, al momento abbiamo l'arrivo di Salvini in questo momento e sta parlando con i politici, non ancora rivolto alla stampa. Siamo in attesa in una zona confinata sotto il ponte del Traliccio. Come potete vedere è appena arrivato in questo punto della tratta, tra un po' è previsto una prima ricognizione in questo primo tratto. Ricordiamo che si tratta del tratto Verona-Padova, del primo fino al bivio con Vicenza. 35 sono i chilometri realizzati dei 44 previsti. Qui l'alta velocità sta procedendo a grandi passi. Ecco, c'è il confronto in questo momento con le autorità, ricordiamo anche Lisa De Berti presente. È una situazione al momento di stallo, vedremo poi come si evolve e anche la giornata, se è previsto un momento di incontro. Daniele, poi richiedici la linea, pensavo fosse già davanti a te, ma invece ho visto che c'erano tutti i tecnici e i lavoratori dell'alta velocità. Quindi riprendiamo, torniamo all'inizio del servizio della manifestazione della CGIL che ha protestato per il continuo aumento di morti sul lavoro e che ha chiesto sotto il Consiglio regionale maggiore sicurezza. Basta morti sul lavoro! Basta infortuni
Presidio della CGIL davanti al Consiglio regionale per chiedere sicurezza sul lavoro. In Veneto, secondo l'INAIL, nel 2023 ci sono state 69 vittime e quasi 43.000 infortuni. Si registrano circa 6 morti al mese. Le province più colpite sono Verona, Vicenza e Venezia. I settori maggiormente a rischio includono la manifattura, l'edilizia, i trasporti e il commercio. Bisogna mettere la salute prima del profitto. La nostra regione, la provincia di Venezia sono in cima alle classifiche nazionali. Migliaia di infortuni ogni anno, decine e decine di morti. Questo vuol dire che non c'è adeguato controllo alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Emergono carenze significative fra i tecnici dello Spisal e una mancanza di competenze aggiornate per affrontare le evoluzioni del mondo del lavoro, sostiene il sindacato, appoggiato anche dai consiglieri regionali di opposizione. Da anni chiediamo che gli Spisal vengano implementati del numero minimo previsto, quantomeno quello minimo che non viene garantito. Ci sono Spisal, ad esempio ad Olo e a Chioggia, che funzionano con 2 persone, quindi in questo caso è impossibile garantire la prevenzione sui luoghi di lavoro. Bisogna aumentare, assumere più personale, diminuire i ritmi e migliorare la qualità del lavoro, perché questo è un guadagno per tutti, soprattutto per quelli che poi vedono i propri familiari tornare a casa la sera. Poco prima, a Palazzo Ferrofini, il Partito Democratico Veneto aveva presentato la sua proposta di legge sulla sicurezza del lavoro. Noi abbiamo depositato un progetto di legge che è finalizzato ad incrementare le tutele che la nostra regione può garantire alle lavoratrici e ai lavoratori. E è un progetto di legge di cui chiediamo l'immediata approvazione e che manca alla regione, perché la regione del Veneto non ha una legge organica che si occupa di sicurezza sul lavoro. Calcolate che è una competenza per molti ambiti afferente alla regione e quindi abbiamo una responsabilità da esercitare. Torniamo alla cronaca nera. Venezia e caccia agli aggressori del 26enne tunisino accoltellato in pieno giorno in centro città sul ponte dei Giocattoli. Secondo diversi residenti potrebbe trattarsi di un regolamento di conti, forse per una questione di spaccio di droga. Sentiamo Filippo Fois. Quando sono arrivato qui alle 6 era già transennato tutto, c'era la polizia locale e quelli della scientifica, qua pieno di sangue. Operato d'urgenza all'ospedale All'Angelo di Mestre, è fuori pericolo il 26enne tunisino colpito da una profonda coltellata a una gamba in Salizada San Canzian. Un atto di preoccupante violenza avvenuto oltretutto in pieno pomeriggio in una zona affollata e vicina al centro di Venezia. Il giovane si è accasciato di fronte al ristorante Ai Forcoe. Mi ha chiamato un mio dipendente che era molto sconvolto perché aveva davanti alla porta questo ragazzo disteso pieno di sangue, coperto di sangue. Da quello che ho saputo è stato salvato da un medico che gli ha messo un laccio emostatico, quindi è stato anche molto fortunato perché insomma dalla ferita che ho saputo che aveva una brutta ferita, quindi se non passava questo medico io penso che non sarebbe vivo come so che è vivo adesso in questo momento. Ora è caccia agli aggressori e soprattutto ai motivi di quello che appare come un preoccupante regolamento di conti. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Venezia e si avvarranno anche dell'acquisizione dei filmati di videosorveglianza girati dalle telecamere presenti in Calle. Una Calle dove resta l'incredulità di chi qui ci vive o lavora. Da quello che mi hanno raccontato è iniziato lì dal campo praticamente. Ah, quindi c'era stata diciamo un pregresso. Queste sono tutte cose che mi hanno raccontato, tutte cose riportate. Quello che è successo la preoccupa? Mi preoccupa il fatto che magari uno passa in quel momento, insomma non è che sia uno spettacolo, no? Certo. Così insomma, anche perché magari passavano dei bambini, non so. Sì, anche perché era pieno pomeriggio. Le 5 sarà stato le 5:30, io sono arrivato alle 6 per cui. In altri che preferiscono non parlare, sull'incredulità prevale ormai la paura, magari di essere coinvolti in una situazione che si teme possa solo degenerare. Questa è una zona in cui si rimpiange la scomparsa del poliziotto di quartiere, ma è anche vero che ognuno potrebbe offrire maggiore contributo alle forze dell'ordine. L'intervento della polizia è stato molto, molto veloce e molto tempestivo. Io direi che comunque secondo me le zone, i commercianti della zona dovrebbero collaborare un po' di più con la polizia segnalando ogni cosa. Questo qua secondo me potrebbe essere un buon deterrente.
Terrorizzavano le giovanissime vittime a bordo dei dei treni alle fermate degli autobus. La banda di bulli ventenni condannata a 6 anni e 4 mesi complessivamente. Prendevano di mira giovani vittime, per lo più minorenni, accerchiavano i ragazzi, li aggredivano, li minacciavano e poi li rapinavano. Sono stati condannati ad oltre 6 anni complessivi i bulli, tutti italiani di seconda generazione. Per loro è arrivata la sentenza. Il 24enne, nato a Montebelluna ma residente a Treviso, è stato condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione. Lui sarebbe responsabile di almeno altre 2 aggressioni. A Villorma nel 2021 aveva avvicinato un giovane alla fermata del bus, lo aveva accolto di sorpresa alle spalle e gli aveva strappato la collanina d'oro, quasi una fotocopia, quello accaduto ad un'altra vittima che stava salendo sul bus diretto a Casier. Assieme ad un complice, il 24enne gli aveva strappato una collanina del valore di 800 euro. Della stessa banda facevano parte anche un 23enne residente a Brescia, condannato a 2 anni di reclusione, stessa pena per un 22enne residente a San Biagio di Callalta. Tutti e 3 insieme sono stati ritenuti responsabili della rapina messa a segno il 17 febbraio 2022 a Vedelago a bordo del treno Padova-Castelfranco. La banda aveva terrorizzato e minacciato un minore. Dopo averlo accerchiato e inchiodato al finestrino del treno, gli avevano fatto svuotare il portafoglio con all'interno 20 euro. Il pubblico ministero Giulia Rizzo aveva chiesto oltre 8 anni complessivi. L'avvocato Alessandra Nava, difensore del 24enne, condannato per i 3 episodi, valuterà un eventuale ricorso. In un momento storico in cui episodi di questo genere purtroppo sono diventati pressoché quotidiani, quello che vorrei evidenziare è che il mio assistito, un ragazzo di giovane età, ha immediatamente collaborato con l'autorità giudiziaria e le sue dichiarazioni hanno consentito anche che le indagini si sviluppassero molto più rapidamente e si giungesse poi alla individuazione di quelli che lui ha indicato come correi. Ha peraltro tenuto anche un corretto comportamento processuale con le vittime che ha tentato anche di risarcire. Attualmente i 3 imputati sono liberi senza nessuna misura. Bisognerà attendere ora che la sentenza diventi esecutiva. Servizio di Daniela Sizzia. Adesso andiamo a Treviso perché per la 3ª volta nel giro di pochi giorni si è allagato il sottopasso della stazione Edi Caliman. A te, Edi. Direttore, buongiorno anche ai tuoi telespettatori. Sono in compagnia di Stefano Pelloni, capogruppo del Partito Democratico di Treviso. Perché? Perché l'opposizione in queste settimane, parliamo di poco più di 2 settimane, è andata duramente all'attacco dell'amministrazione perché, come già accennavi tu, per la 3ª volta il sottopasso si è allagato dopo qualche pioggia notturna, come è avvenuto questa sera. Con l'aiuto di Nicoletta Rizzetto, prima di lasciare la parola al nostro ospite, vi faccio vedere che sono ancora in corso i lavori e quindi il sottopassaggio è ancora chiuso dalle prime ore di questa mattina. Ci dicevano alcuni operai che sono al lavoro da ben 5 ore per cercare di ripristinare, insomma, e mettere in sicurezza il sottopasso. Puoi vedere ancora gli attrezzi e gli uomini che stanno lavorando. Stefano Pelloni, vengo da lei, insomma, amministrazione che dice la prossima settimana eseguiremo e faremo questo bypass per evitare sostanzialmente questi disagi e questi problemi. Qualcosa non va? Cosa chiedete? Chiediamo che i cittadini, i residenti e i pendolari che devono prendere il treno tutti i giorni abbiano delle assicurazioni sulla fruibilità, sull'utilizzo del sottopasso, che è un'infrastruttura importante per i disabili, per le famiglie, per i viaggiatori che devono fare le scale altrimenti e quindi hanno un danno che è enorme. Una battuta al volo, insomma, l'applicazione che segna le notifiche non ha funzionato. Ma è stata inaugurata lunedì scorso, è costata 250.000 euro, promettevano che avrebbe avvisato i cittadini per ogni disagio. Siamo al 3° allagamento, siamo alla 3ª chiusura e ancora di notifiche non ne abbiamo vista l'ombra. Amministrazione che nel pomeriggio con l'assessore Zampese e tecnici di RFI eseguiranno il sopralluogo per capire quali sono i problemi. Direttore, so che c'è il ministro in linea, ti lascio subito la linea. Grazie. Sentiamo Matteo Salvini a Vicenza nei cantieri TAV per un sopralluogo in diretta. Sentiamo. Perché purtroppo c'è un aumento dei prezzi costo energia ovunque, in tutta Italia. Stiamo facendo il possibile su questo come su altre tratte. Certo che se finisse la guerra cambia il mondo,
cambia il mondo per i ragazzi che smetteranno di andare al massacro sia sul fronte ucraino che sul fronte russo, e cambia il mondo sul costo dell'energia e si riaprono mercati, si abbattono frontiere. Quindi per me è fondamentale, più che parlare di armi, di missili e di bombe nucleari, lavorare per la pace, perché se il 2025 ci porta alla pace, anche economicamente è un passo in avanti incredibile per tutti. C'è la questione anche della tratta veste con la progettazione lì dal liceo 2032. No, io sono fiducioso. Oggi c'è la 100ª alzata delle barriere del Mose, che per 100 volte ha salvato Venezia dall'acqua alta. Se avessimo ascoltato quelli che anni fa ci dicevano che non serviva, costava troppo, non sarebbe mai funzionato, Venezia sarebbe andata sott'acqua 100 volte. 2032 è un obiettivo ambizioso, sì, ma 2032, se riusciamo a mantenere la tabella, c'è il primo treno sulla TAV veloce Torino-Lione, c'è il primo treno che passa sotto il Brennero da Fortezza a Innsbruck, e c'è il treno veloce che collega Brescia, Verona, Vicenza, Padova, e poi l'obiettivo è di arrivare ancora più a est, quindi sono contento. Ovviamente ci sono il rispetto e l'ascolto dei territori, ne parlavo anche col sindaco, quindi faremo in modo che le opere siano le meno impattanti possibile per i cittadini. Lei arriva da Verona, dove da ieri si parla molto della logistica, che è molto importante per l'Italia. Da ieri si parla anche di dazi, no? C'è molta preoccupazione su questo. Ma intanto la prima riflessione è che l'Europa i dazi se li mette da sola da anni, con delle eurofollie che penalizzano le nostre imprese, le aziende agricole, l'autotrasporto, le auto elettriche, le case green e tutte queste sciocchezze qui. E poi dovremo trattare con gli Stati Uniti. Pensare di fare la guerra commerciale con gli Stati Uniti è un suicidio. L'Italia ha tutto il peso, il potere e l'interesse per trattare e per evitare di essere colpita dai dazi, come abbiamo già fatto in passato. Quindi onestamente io vedo dei potenziali problemi, ma anche delle potenziali opportunità se l'Italia fa il suo mestiere. Rispetto all'affidamento in house della Brescia-Padova, di cui si è parlato con l'avvocato, che è questo unico, diciamo, della società pubblica, lavori in corso, ne ho parlato e ne parlo con Zai e con i territori. Diciamo che il Veneto è un modello da tanti punti di vista di buona amministrazione e di buona gestione, quindi è un progetto che stiamo seguendo con assoluta attenzione. Le porte del Ministero per il Veneto non sono aperte, sono spalancate. Diciamo che stiamo investendo una quantità di denari senza precedenti. Facciamo diventare anche la Pedemontana un'autostrada, una superstrada? Una cosa alla volta, però diciamo che si stanno risparmiando tanti tempi di percorrenza. Ovviamente tutto ha un costo, però il Veneto è una delle regioni più produttive d'Europa, non d'Italia. E diciamo che anche il dossier olimpico, che qualcuno dava per perso, invece stiamo portando avanti con forza rispettando i tempi, porterà ancora più ricchezza a questo territorio, motivo per cui alle prossime elezioni regionali sono convinto che il centrodestra e la Lega in particolare porteranno risultati incredibili per i cittadini del Veneto. Ministro, a proposito delle regionali, c'è attesa per la sentenza della consulta sul caso De Luca. Secondo lei potrà essere dirimente anche per Zaia? Io continuo a ritenere che sia stata un'opportunità persa il negare ai cittadini la possibilità di eleggere un bravo sindaco per la terza volta o un bravo governatore per la terza, la quarta, la quinta, l'ottava volta, perché poi i cittadini scelgono e quindi si ha un togliere alla democrazia. Detto questo, siamo gli unici che rimangono a favore, perché tutti gli altri, dal PD a Forza Italia, ai 5 Stelle, a Fratelli d'Italia, sono contro. Sicuramente con Luca Zaia avremo tante altre cose da fare e sicuramente si troveranno candidati all'altezza. Poi aspettiamo le sentenze, per carità di Dio. E invece su Congresso Lega, la mozione, la prima presentata, è quella del Veneto Stefani, che richiama l'identità. L'ho letta, le è piaciuta? Pensa che No, non l'ho ancora letta, sarà un congresso importante perché la Lega guarda avanti e abbiamo enorme spazio di crescita, e coniugare i temi storici nostri, l'autonomia, il buon governo dei territori, l'importanza dei sindaci, il federalismo,
con l'attualità internazionale e quindi con le alleanze internazionali della Lega, con i patrioti, con uno sguardo agli Stati Uniti, è fondamentale, quindi la leggerò con assoluta attenzione e sono felice perché il movimento della Lega in Veneto negli anni passati ha avuto qualche scossone, qualche problema, adesso lavora compatto, cresce, entrano sindaci nuovi ogni settimana, quindi l'obiettivo delle prossime regionali è di avere la Lega come primo partito in Veneto. Chiede più autonomia per quanto riguarda la Lega in Veneto, ha raccolto anche molti consensi. Certo, io sono estremamente... No, perché malumore? È un fattore positivo, è una cosa positiva, propositiva. Io sono nato e ho fatto la tessera nel 1990 per l'autonomia, non ho cambiato idea, adesso ovviamente ci sono organismi sovranazionali che ci impongono di essere autonomisti in Italia, ma di contrastare i centralismi in Europa, perché se io sono autonomo a Vicenza ma poi Bruxelles mi dice cosa devo fare, come devo soffiarmi il naso, capisci che mi serve a poco. Si parlava anche di autonomia interna, che vuol dire poi certo. manovra un po' sulle liste, sui nomi. Certo, ma mai messo becco sulle liste, sui candidati o su altro, quindi assoluto e totale rispetto delle scelte che dalla Liga Veneta arriveranno e ripeto, sono convinto per come sta andando che la Lega sarà il primo partito alle regionali del prossimo autunno. Secondo lei il Veneto rimarrà appunto a legalista, si sceglierà un candidato unico? Ma il centrodestra deve andare unito, ovunque il centrodestra vada unito vince. Sicuramente la Lega ha tante persone valide da proporre, fatto salvo che il più valido secondo me rimane pur sempre Luca di nome e Zaia di cognome, se gli altri lo mettono fuori gioco, Luca darà una mano sicuramente, però in Lega fortunatamente abbiamo tante persone valide fra cui scegliere e non penso che da Roma nessuno imporrà niente sulla testa dei veneti. Come sembra il congresso? In macchina. Se ci riesco, certo, ci sono andato negli anni, ovviamente un congresso nazionale di un partito nazionale deve tener conto al massimo della Pasqua, però Vinitaly fortunatamente dura tanti giorni, sarà un evento eccezionale, è un mercato eccezionale. Ribadisco che da ministro noi non abbiamo toccato il tasso alcolemico nel codice della strada. Ha scatenato una nuova ricerca sul prosecco con meno gradi, ma quello non c'entra il codice della strada. Poi se la gente beve con attenzione è meglio. Se in 2 mesi abbiamo avuto 700 incidenti in meno e 700 feriti in meno e 55 morti in meno, ciò non toglie che un bicchiere di Amarone è tanta roba e quindi vedrò di fare sia il congresso della Lega che il Vinitaly. Le regole del congresso sono decise domani, dal federale di domani, le regole del congresso. Sì, il regolamento, sì, certo. Ce lo dice qualcosa? No, non lo so neanche io, sono qua con voi, me le guardo stasera, ma io prendo dal basso quello che mi propongono. Buon lavoro a tutti. Una foto, chiedo una foto. Avrei bisogno di una foto. Di una foto? Sì. Grazie. E questo era in diretta da Vicenza, dal cantiere TAV, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti e vice premier Matteo Salvini. Avete sentito, la Lega è per la mancanza dei tetti per il mandato dei sindaci e governatori, il Veneto sarà sempre nei nostri pensieri, eccetera eccetera. Allora vediamo purtroppo una notizia dal Gazzettino. Un ragazzo è stato travolto e ucciso da un treno sulla linea Verona-Vicenza. La circolazione ferroviaria è attualmente sospesa. Sono attivi, e quindi bisogna fare attenzione, ovviamente, i nuovi Tutor 3.0 sulla rete autostradale italiana. Nella tratta Mestre-Belluno sono in tutto 5, parliamo dell'A27, possono rilevare anche i sorpassi dei mezzi pesanti. Sono 5 nuovi autovelox attivi sulla A27, fanno parte dei 26 nuovi occhi elettronici installati su tutta la rete autostradale. Cosa cambia? I Tutor 3.0 saranno in grado di elaborare una migliore scansione dell'immagine. Gli algoritmi sono sempre più sofisticati, potranno individuare i sorpassi dei mezzi pesanti e i loro limiti di massa, i veicoli in corsia di emergenza e l'eventuale presenza di mezzi contromano. Automobilisti preparati, non in tutti i casi. Chi per lavoro è su strada è stato prontamente avvisato.
L'azienda già ci ha mandato i PDF e dobbiamo stare attenti perché ci fanno la multa e pagare non è sempre un buon servizio. Quindi si sta più attenti adesso? Sì. Al lavoro la nostra responsabile ci aveva avvisato. D'accordo, sì. Ci sta, per la sicurezza sulla strada. Lo sapevo da notizie lette in giro, adesso accorto non... È stato più attento oggi? È stato un po' più attento. Sì, sì. Capisco che ormai la tecnologia si sta espandendo e sta cercando di trovare soluzioni sempre più innovative e più sicure per la circolazione, quindi bisogna prenderne atto che è così. La novità sta nella tecnologia. I dati raccolti sui tempi medi di percorrenza di ciascun veicolo sono elaborati con maggior precisione. Nulla cambia nelle sanzioni, che vanno dai 42 euro fino ai 3.000 con la sospensione della patente. Speed limit. Yes, speed limit. Yes, I look it. Yes, and I'm correctly, man. Thank you. But it's good. It's good. It's for all. It's good. Fa sempre piacere arrivare prima, questa autostrada qua è una delle più belle da fare perché è sempre, anche quando è trafficata, comunque sgombra e libera, però insomma diciamo ci può stare. Di tanta gente correre? Sì, di lavoro guido, per cui sì, tanta gente correre, tanta gente che sfreccia ben oltre i limiti a velocità. Siamo abituati a correre perché sempre di fretta, quindi però adesso bisogna stare attenti. Sono installati nel tratto Treviso Sud e Treviso Nord in entrambe le direzioni di marcia, tra Vittorio Veneto e Fadalto in direzione Belluno, lungo l'allacciamento con la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia dopo il casello Treviso Sud. Servizio di Anna De Roberto. Adesso andiamo a Cassola da Monica Smiderle perché ci sono dati impressionanti che riguardano le ludopatie. A te Monica. Buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo in diretta da Cassola, con me l'assessore Oscar Mazzocchin, politiche giovanili del comune di Cassola, e Daniele Nervo, assessore politiche giovanili e sociali del comune di Solagna. Parliamo appunto di ludopatia, un fenomeno che sta registrando dei numeri impressionanti anche nell'area del Bassanese. Pensate che sono 300 milioni di euro i soldi che nel 2023, secondo i dati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono stati spesi, buttati nel gioco d'azzardo. 130 i giocatori patologici seguiti dall'azienda sanitaria ULSS numero 7. Oscar Mazzocchin, un fenomeno con dei numeri davvero preoccupanti, impressionanti. Sì, avete detto bene. Intanto il termine gioco d'azzardo non è gioco, è gioco d'azzardo. Si sa che l'azzardo porta sempre alla sconfitta. Ecco, la diversità degli altri giochi che porta una volta sì, una volta no alla vittoria. Ecco, da questo punto di vista ci impressionano i numeri del oltretutto sono 2023, per cui si sa che l'anno scorso sono saliti e riusciamo a averli tardi purtroppo i numeri, però si parla appunto di quasi 300 milioni di giocato, quasi 50 milioni vicino alle perdite, per cui parliamo di cifre molto importanti. Pensate nel nostro comune a Cassola, con i 4 milioni che sono stati effettivamente persi, solo nel 2023 abbiamo costruito una scuola, sistemato la scuola di San Giuseppe, che è una scuola ad esempio che noi abbiamo bisogno assolutamente di sistemare. Questo ci preoccupa molto, e l'altro dato che ci preoccupa molto è che sui dati nazionali l'online ha superato il 50% del giocato, per cui vuol dire che allora ci fermiamo un attimo, chiedo scusa a Monica Smiderle e ai suoi ospiti, riprendiamo tra pochissimo, dobbiamo andare a Venezia. Luca Zaia, circondato dai giornalisti, sentiamo le interviste. Gli aggressori dei sanitari. Noi comunque vogliamo difendere i nostri operatori, li difendiamo con tutta la serie di dispositivi e misure che mettiamo in campo. I braccialetti che potranno essere indossati dagli operatori che lavorano nei reparti critici. Questo è una delle idee, quindi un braccialetto, uno smart watch, definiamolo così, che ha una chiamata di emergenza, riesce a registrare, ti geolocalizza e quindi riesce a dare modo all'operatore di fare la chiamata senza dover prendere in mano un telefono e digitare, diciamo, magari i numeri della pronta emergenza. Dall'altro anche webcam, e questo è un progetto all'altro sperimentale con gli operatori che possono anche filmare le
l'eventuale aggressione, perché hanno direttamente sulla divisa, sul camice, ovviamente la webcam. Di fatto è un deterrente, è una cosa che avete preso spunto. Esattamente, andremo un po' in là e poi... In Italia siamo in assoluto i primi anche a fare questa delibera, fra l'altro nella giornata della difesa degli operatori dalle aggressioni. È la giornata nazionale proprio dedicata a loro, e penso che questo progetto, che è pur sperimentale ma parte col piede giusto, con molte risorse, 4 milioni di euro, più o meno avremo 7.000 operatori, quelli al fronte, definiamoli così, su reparti nevralgici, che avranno dispositivi, e quindi io spero che possano essere fare anche un'azione deterrente, perché è quella alla quale noi puntiamo. C'era stato qualche cosa di simile nell'US 2 a Treviso, mi dicevano dalla redazione, poi però si era scontrato con dei problemi di privacy. Questo sì, le abbiamo sempre sostenute noi, erano iniziative puntuali di sperimentazione, poi c'è sempre il tema della privacy, ma se tu vieni ad aggredirmi la privacy se ne va, e penso che qualsiasi cittadino rinuncerebbe alla sua privacy pur di fare colpire e punire l'aggressore di un medico, di un infermiere, di un operatore sociosanitario. Stamattina lei era con il presidente nazionale dell'ANAC, avete firmato una nuova convenzione. Guarda, era già firmata, ne abbiamo parlato, è un grande progetto, ovvero il Veneto anche qui primi con il presidente Busia dell'ANAC, l'avvocato Busia, e si va nella direzione di fare una grande collaborazione, perché il Veneto è sotto i riflettori, perché ha un sacco di appalti, opere pubbliche, pensate solo alle Olimpiadi. Banca Ifis dice che ci sono almeno 5 miliardi e 300 milioni di valore grazie a queste Olimpiadi, e se da un lato io ho il merito di averle portate, di averle pensate, dall'altro non vorrei avere il demerito di sentirmi dire che qualcuno ruba, e allora a questo punto è giusto fare questi accordi con dei professionisti. ANAC vuol dire Autorità Nazionale Anticorruzione. Salvini, scusami, volevo chiedere di Salvini, che in questo momento si trova a Vicenza, poi arriverà anche a Venezia, è previsto un incontro? Ma lo incrocerò sicuramente, adesso io ho una giornata assolutamente con impegni, e lui lo sa che ho già prefissato, ma lo incrocerò quando sarà a Venezia, sì. A proposito, il ministro Salvini a Vicenza ha appena detto che lei ha molte cose da fare, che è giusto che quindi lei possa candidarsi per il terzo mandato, e che appunto la sostiene, che aspettate la sentenza. Sì, guarda, io non ho mai avuto dubbi sul sostegno di Salvini sul terzo mandato. Io non vorrei neanche più parlarne, per un semplice motivo, perché poi finisce che qualcuno il giorno dopo titola Zaia spera ancora nel terzo mandato. Io rispondo semplicemente alle domande. Penso possiate confermare che non sono io a parlarvi del terzo mandato, e penso che vedremo anche questa sentenza, se introdurrà novità. Di certo non mi distraggo, perché abbiamo ancora mesi di lavoro, abbiamo autonomia, Olimpiadi, infrastrutture, ospedali da inaugurare, insomma ne abbiamo di roba da fare. Anche un congresso. Anche il congresso al quale io parteciperò, pur andando anche al Vinitaly, e quindi ho già programmato un avatar che farà una cosa e l'altra. C'è una mozione che forse darà un po' più di spazio, un po' più di peso al Veneto. Ma sì, guardi, io l'ho vista in bozza, l'ha fatta il nostro segretario Stefani, ma è condivisibile, insomma, ha saputo mettere nero su bianco un po' tutta l'istanza del Veneto, no? Il tema della questione settentrionale, il tema dell'identità. Il Veneto, lo diceva Bossi a suo tempo, ci diceva sempre quando eravamo ragazzi che il Veneto è la regione più identitaria che esista. Non è un caso che in Veneto si parli Veneto e 7 persone su 10 parlano e pensano in Veneto, e questo è un grande legame anche dal punto di vista identitario. Noi amiamo la nostra regione, e quindi questa mozione va in questa direzione. E sull'abolizione del test d'ingresso a medicina, lei prima ha detto che nel 2012 è stato il primo promotore della riforma. Sì, assolutamente. Penso di aver fatto anche non solo il promotore ma anche il provocatore, visto considerato che nel 2018 abbiamo assunto 300 medici laureati ma non specializzati, per dire guardate che qui stanno finendo i medici. Il ministro Bernini ha fatto un ottimo lavoro, si è rotto un fronte non facilmente affrontabile. Adesso io spero che si possano veramente selezionare i nuovi medici sul campo, facciamoli studiare, se non passano gli esami andranno a casa, come è sempre accaduto per tutti gli studenti universitari. Io frequentavo delle università dove non c'era il test d'ingresso, ma si partiva in 100 e ci si laureava in 20, 30, non di più. Violenza giovanile, ci sono province più delicate, rapine seriali ai danni dei coetanei, penso alla provincia di Padova, un fenomeno che sta emergendo, sta crescendo. Preoccupa? Preoccupa sì, ma mi preoccupa ancora di più il fatto che non si difenda la foresta che cresce, che sono la stragrande maggioranza, se non la quasi totalità, di ragazzi loro coetanei che non sono dei delinquenti, e quindi per
colpa di pochi, pagano lo scotto soprattutto i ragazzi, che oggi basta vedere un giovane in centro a passeggiare e tutti pensano al baby gang. Diciamo che noi abbiamo un sacco di ragazzi, la stragrande maggioranza, che si comporta bene, ha progetti di vita, lavora, studia e che non hanno niente a che vedere con questi 4 fannulloni che a volte commettono reati belli e buoni che devono essere puniti dalla legge. Però concludere sul partito, e così com'è la Liga è troppo dipendente da Milano? Prego? La Liga è troppo dipendente dalla Lega da Milano. Ma no, io sono un esempio in carne ed ossa, mai nessuno, vi do la mia parola d'onore, in tutti questi anni mi ha chiamato da Milano, da altre parti dell'Italia per dirmi cosa devo fare. Io sono l'emblema dell'indipendenza. Buon lavoro. Poi mandamela tutti. E così il presidente Zaia è divertente l'avatar, no? Ha già preparato un avatar per andare sia al Vinitali che al congresso federale della Lega a Firenze il 5 e il 6 di aprile. Grazie molte a Filippo Fois. Torniamo e a Sandro Ponchio, torniamo da Monica Smidel, chiedo scusa per aver interrotto, ma c'erano delle dichiarazioni importanti da mandare in onda. A te Monica, a te. Sì, rieccoci in diretta da Cassola. Abbiamo sentito l'assessore Oscar Mazzocchini, abbiamo tracciato i confini e dato i numeri di questo fenomeno, quello della ludopatia così preoccupante nel territorio bassanese dell'ULSS 7, con Daniele Nervo che oltre a fare l'assessore insomma nella vita è un educatore di comunità. Lei tratta con i giocatori ludopatici, ha avuto modo di ascoltare le loro storie, di capire il perché di questo cadere nel gioco? Il perché forse è difficile da ritrovare, il problema è la sofferenza del giocatore. E io ne approfitto anche di questo momento per lanciare un appello al giocatore. Al giocatore ci sono i punti d'ascolto, ci sono gli assistenti sociali, sono i reti tra di noi, gli assistenti sociali, il tema lo stanno trattando bene. C'è il SERD, affrontate questa tematica, chiedete pure aiuto, perché è un aiuto che dovete chiedere, che da soli siete molto in difficoltà, chiedete pure aiuto appunto a questi sportelli che vi daranno una mano a venire fuori da questo problema, perché è un problema che va affrontato e va risolto come tutti i problemi. Sono storie molto tristi, direttore, storie di persone che perdono tutto, il patrimonio ma anche la famiglia, che si separano, che insomma vengono veramente messi in seria difficoltà da questa patologia. Oscar Mazzocchini, chiudiamo, sabato se ne parlerà in un convegno per fare il punto. Sì, sabato c'è appunto un convegno promosso dal SERD locale, il dottor Grego, che purtroppo stamattina non poteva essere per l'influenza, ma ci sarà sicuramente sabato, ed è un tema sulla prevenzione, cioè su quanto bisogna investire sulle nostre giovani generazioni sul tema appunto di affrontare il gioco in maniera seria. Ecco, proprio calcolare la differenza tra gioco e gioco d'azzardo. Io penso che in questo filone una via di uscita c'è in maniera interessante. E ci lasciamo con un messaggio positivo, perché insomma uscire dalla ludopatia è possibile, è importante la prevenzione, è importante l'educazione. Da Cassola è tutto, la linea torna allo studio. Grazie Monica Smidel e Andrea Benetti per la parte tecnica. Chiudiamo questa prima parte di Focus TG con una notizia che arriva da Vicenza. Per il crack della Banca Popolare di Vicenza, l'ex direttore generale Sorato condannato a 3 anni e 8 mesi. Pubblicità e poi saremo insieme al professor Enzo Siviero e parleremo di grandi opere, in particolare del ponte di Messina. State con noi. Nuovo in diretta con Focus TG, ringrazio e saluto il professor Enzo Siviero, professore ingegnere architetto per tanti anni, docente nelle università di Venezia e di Padova, direttore di una rivista che ha fondato nell'89, si chiama Galileo, è la rivista dell'Ordine degli Ingegneri di Padova. Professore, grazie per essere qui, oltretutto rettore della Università Telematica e Campus. Grazie professore. Direttore, per questo invito che mi onora. La ringrazio molto. Allora, intanto mi diceva, è tornato dall'Abruzzo dove ha dovuto sistemare un ponte, no? Il professor Siviero, dico sempre, è noto come bridgeman perché nel corso della sua carriera ha realizzato e progettato
centinaia di ponti e ha ricevuto premi, ha progettato addirittura un ponte, pensate, di 140 chilometri che dovrebbe collegare Mazara del Vallo alla penisola di Capobon in Tunisia, no? Esatto. A dire la verità, partendo da un'ipotesi progettuale di un tunnel commissionato, perché questo è importante, dalla regione siciliana all'Enea, quindi non è che mi sono inventato, ho semplicemente rilanciato qualcosa che si era completamente dimenticato, e ancora con la gestione Cuffaro. Però sta prendendo piede questa idea, perché il piano Mattei tutto sommato può comprendere questi ragionamenti. Anche questi investimenti. Io poi penso anche così che il collegamento con l'Africa, non lo dico io da adesso, ma lo dicevo già molti anni fa, insomma, diciamo che sono abbastanza documentato, l'Africa è il futuro, e collegarsi con l'Africa per noi significherebbe avere la base logistica dell'Europa, mettere la Tunisia come base logistica di tutta l'Africa e penetrare attraverso i corridoi, quindi c'è tutto un ragionamento geostrategico che mi pare stia prendendo piede. Non si farà subito, ma l'importante è avere le idee per il futuro e poi saranno i nostri giovani a cavalcarle. Senta, oggi era a Vicenza nei cantieri della TAV il Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Matteo Salvini. Ogni tanto, credo anche oggi, gli avranno chiesto del ponte sullo stretto di Messina. Bisogna dire, se le grandi infrastrutture, compresa la TAV, sono sempre nel mirino un po' degli ambientalisti, no? Si possono conciliare queste posizioni? Facciamo subito una premessa, ormai io me le ricordo bene, data la mia tenera età, essendo un diversamente giovane, no TAV, no Mose, no Ponte. Era un gruppetto io li chiamo facinorosi, certamente dediti al genio guastatori, che si spostavano da una parte all'altra mettendo a ferro e fuoco quando era peggio e semplicemente anche bruciando, cioè tutte persone che non trovano di meglio che come delle rinni, insomma, distruggere quello che c'è senza un vero e proprio obiettivo, perché non è questo il modo per combattere. Io credo che il modo per combattere sia discutere e trovare una mediazione, e quindi da questo punto di vista purtroppo è una categoria di persone che, fatte salve alcune che sono ideologicamente molto spinte, ma diventa una fede quasi, perché ormai siamo al punto che per salvare un orso mettiamo a rischio la vita umana, cioè noi siamo più protettivi degli animali, delle cosiddette biodiversità, pensando che la natura poi si adatta. Vi faccio un esempio a proposito della questione del ponte, cioè noi ormai siamo addirittura d'arrivo, questione forse di qualche settimana, massimo un mese e mezzo, perché purtroppo sta questione europea ha creato molti disagi, anche molte perplessità, perché era più o meno credo la prima volta, ma l'ore sunt che tutti conoscono il collegamento tra la Copenaghen e Malmö, cioè tra la Svezia e la Danimarca, ha una caratteristica forse unica, ed è un pezzo di ponte e un pezzo di tunnel, quello che poi ho immaginato anche per il ponte tra la Tunisia e la Sicilia. Il pezzo che collega, diciamo, la parte aerea con la parte sotterranea è un'isola artificiale che è stata studiata dagli ambientalisti, quelli veri, quelli che sanno di cosa stanno parlando, perché la rinaturalizzazione della natura è molto più veloce di quanto noi immaginiamo. Addirittura è stato costituito un habitat che ha valorizzato le biodiversità, cioè l'intervento in mare in particolare, perché lo sappiamo, i sub sono matti per andare a vedere le navi affondate, perché è pieno di tutto. Ecco, io penso che bisognerebbe avere un po' di umiltà e soprattutto bisognerebbe essere coscienti che la conoscenza non è un fatto marginale, è un fatto assolutamente necessario. La gerarchia della conoscenza purtroppo da qualche decennio si è perso. Tutti sono esperti di tutto, prima di calcio ma poi anche sul ponte, perché tutti dicono qualcosa sul ponte a proposito e a sproposito. Devo dire che qualche giorno fa è uscita una documentazione, finalmente, devo dire molto esaustiva, da parte dello Stretto di Messina, che confuta tutti i dubbi e le perplessità che hanno fatto anche alcuni colleghi, io penso animati da spirito della ricerca. La ricerca ha bisogno di approfondimento e posso dire che sono molto orgoglioso perché ho avuto l'autorizzazione a pubblicarla e penso nel giro di qualche giorno uscirà con la mia rivista Galileo con un mio piccolo editoriale che come sempre cerca di puntualizzare le cose, secondo me anche in modo un po' diverso dagli altri.
Professore, lei prima citava anche le questioni geopolitiche, l'Europa, ieri accordo a Jeddah tra Stati Uniti e Ucraina, si attende il semaforo verde di Putin, sembra che Mosca non apprezzi del tutto questo accordo, e poi c'è la questione della difesa comune europea. Oggi c'è un voto a Bruxelles. Come lei, tutta questa, questa bagarre attorno all'Europa, con Trump che mette dazi e che insomma, ha sostenuto che l'Europa è nata per truffare gli Stati Uniti, no? Beh, diciamo subito che Trump è già abbastanza qualificato, è un provocatore. Qualcuno ha detto che è un negoziatore formidabile. Per negoziare bisogna, come dire, qualche pugno sullo stomaco bisogna dare, poi tornare indietro. Tra parte, nel giro di qualche ora lui cambia idea, vediamo i dazi con anche col Canada, affermazioni oggettivamente anche discutibili, ma secondo me va preso come un provocatore nato, quindi non bisogna dare troppo peso. Però un vantaggio ce l'ha, questa sua provocazione ha risvegliato l'Europa che sta dormendo da decenni, non da giorni, non decide, ha un apparato burocratico che tra l'altro sta a discutere sulla dimensione delle vongole, voglio dire, non so, sulla lunghezza delle carote, non so che cosa, sui cetrioli. Ma è possibile? Ma ci sono altri problemi nella vita. Tra l'altro, diciamocelo francamente, è stata sempre in mano ai francesi e ai tedeschi. L'agricoltura europea è stata quasi dissestata dal fatto di dare i contributi agli agricoltori francesi e tedeschi con, come dire, un assoppimento anche nostro, perché tu sai, direttore, che io sono anche un po' caustico qualche volta, ma anche qui bisogna essere molto chiari. L'Europa non è mai stata vista dall'Italia, soprattutto da un punto di vista politico, come importante, perché mandavano i brontosauri, i dinosauri in Europa che non facevano niente. Non ci siamo mai preoccupati di rafforzare tutto l'apparato tecnico e burocratico. L'Europa è in mano al nord, la presenza italiana è modestissima e lì vediamo i risultati, perché noi siamo, non si dice molto, ma questo è gravissimo, noi siamo assolutamente soggetti che sta dando molto di più di quello che riceviamo, perché i soldi dell'Europa, ma da dove vengono? Da tutta la comunità europea, ovviamente, non è che se li inventano. Dopodiché oggettivamente, fino all'altro giorno non si poteva fare debito. La Germania, tra l'altro, dice questo concetto di Schulz, che è debito e peccato nello stesso tempo, anche questo interessante. Improvvisamente 800 miliardi, no? Ma certo, ma anche proprio uno si domanda, ma non ci voleva molto a capire che quando è un'economia depressa, deprimerla ancora, come è successo con la Grecia, che tra l'altro abbiamo pagato anche noi, credo per qualche miliardo, non solo non funziona, ma è addirittura deleteria, perché il rilancio passa attraverso gli investimenti. Il famoso debito buono e debito cattivo di Draghi è una realtà oggettiva, però bisogna saperla calibrare. Dopodiché il nostro è un debito decisamente fuori dal comune, possiamo dire nato anche da certi consociativismi, perché la politica c'è stato un periodo che si è comprata il consenso con i soldi dei cittadini, in parte è successo anche recentemente. Io credo che questo è il momento nel quale l'Europa si deve dare una svegliata. Temo che non sia così facile, perché anche il fatto di dover decidere all'unanimità limita chiaramente, poi diciamocelo con la massima franchezza. Sono 27 soggetti e ognuno pensa per casa propria, cioè l'idea di mettere in comune le cose che è stata proposta dall'Italia, forse perché era quella che ne aveva più bisogno, non è stata mai accettata. Parliamo poi dei migranti, ma è possibile che noi, sulla sentenza non la voglio commentare, l'hanno già commentata abbastanza, ma insomma voglio dire, dov'era l'Europa, dov'è l'Europa nel gestire questa cosa? Poi siamo anche molto ipocriti, perché alla fine stiamo dando miliardi e miliardi alla Turchia, mi pare adesso alla Libia, alla Tunisia, cioè i punti da dove arrivano, come facciamo? Sono delle barriere economico dissuasenti, ma perché compriamo che questi non ci vengano in casa, poi ci vengono lo stesso, per carità, ma anche questo costa tantissimo. Io penso che invece una bella politica di selezione direttamente nei paesi di origine possa funzionare, e da questo punto di vista anche il ponte di cui sto parlando, che è futuribile,
150-200 miliardi, già per capire di che ordini di grandezza si parla. Però in questo momento in Africa stanno investendo migliaia di miliardi in infrastrutture verdi, tra l'altro, corridoi verdi, dove passa l'energia, dove c'è la gestione dei rifiuti, la valorizzazione dell'agricoltura, e dall'altra parte la via della seta non se ne parla più, ma in realtà stanno avanti, anche lì sono miliardi. Una battuta che mi piace fare: l'Europa dovrebbe trattare con l'Africa come un nonno tratta un nipote, e cioè con questo affetto volto a costruire al nipote un futuro che sia migliore di quello che noi abbiamo avuto. Ecco, se questo atteggiamento potesse passare, e siamo ancora forse in tempo nonostante i problemi che la Cina ci sta creando a tutti, penso che possa essere un buon esempio. Professore, grazie. Per il momento andiamo in pubblicità un paio di minuti e poi torniamo con voi. A tra poco. Ultimi due numeri del professor Enzo Siviero, una collana che ha fondato, questo è Human Bridges, Ponti Umani, Bridging Together, ritratti e dialoghi. Lei, professore, incontra spesso i giovani che so che pendono dalle sue labbra, E in genere non è così con gli accademici, no? No, tutt'altro. Io penso che l'accademico debba rendersi conto che quello che conta è trasmettere e fare in modo che quello che viene trasmesso venga recepito, cosa non sempre vera, perché molto spesso si insegna per il piacere di insegnare, ma diciamo dello studente in realtà non ci tiene molto conto. Io invece sono molto spinto soprattutto ad aiutare gli studenti che non ce la fanno o che pensano di non farcela, e invece sbloccandoli un pochino. Io ho un'età per cui mi ricordo il flipper, quando si diceva vai in tilt, e questa era proprio un'espressione bellissima. Io ho avuto grandi soddisfazioni nelle mie 750 tesi di laurea allo IU da ingegnere, di cui 400 dedicate ai ponti tra l'altro. Sono riuscito a risolvere casi umani di cui sono molto orgoglioso, perché poi alla fine quel che conta è fare in modo che questi ragazzi trovino la capacità di valorizzare quello che hanno, che spesso è molto di più di quello che loro pensano, però bisogna aiutarli a capire se stessi, aiutarli a capire che la cultura paga, e non è vero che non paga, perché che bisogna leggere, che bisogna ascoltare, che bisogna parlare. E purtroppo adesso con questa situazione dei social per cui si vive con la frasetta, io dico, per la mia età, ormai siamo al bignami del bignami del bignami, quindi fra poco non resterà quasi più niente. Però non è vero che gli studenti sono malvagi, anzi, io penso che la maggior parte siano bravi, vanno motivati, hanno voglia di studiare, hanno voglia di dimostrare a se stessi che c'è una competitività positiva che aiuta a crescere. Io ho fatto nuoto agonistico per 6 anni, credo che un po' di sport agonistico, magari contenuto, faccia bene, perché ti mette dentro anche un'etica. Io per esempio non ho mai fumato in vita mia e penso che sia stato dovuto anche al fatto che nuotavo. A parte che fare 6 chilometri al giorno, 3 la mattina, 3 la sera, uno si domanda andando avanti, ma perché lo fai? Perché ami la sofferenza per raggiungere un risultato, e questo secondo me è fondamentale. Diceva poco fa il Presidente Zaia che non bisogna fare tutta l'erba un fascio, poche mele marce, e si riferiva ai cosiddetti maranza, non devono rovinare l'immagine della gran parte dei ragazzi, come diceva lei, no? Che non è che tutti i ragazzi si dedichino a fare le risse per le strade, no? Assolutamente no, ma addirittura si tratta di una minoranza, di una minoranza, di una minoranza. Stiamo parlando di qualche centinaia, massimo qualche migliaia di soggetti, non li chiamo neanche giovani perché sono, secondo me, mentalmente ancora al tempo degli unni, per dire, o anche delle crociate, perché certe cose bisogna che ce le diciamo fino in fondo. No, invece la gran parte degli studenti ha voglia di fare, ha voglia di lavorare, ha voglia di mettersi nella condizione di dimostrare a se stessi, ai propri genitori, ai propri amici che valgono e che riescono ad arrivare. La mia università, tra l'altro, ha questo pregio, essendo telematica, va in casa dello studente. Questo è elemento fondamentale, al di là di quel che si dice. Non siamo un esamificio, tutt'altro, noi bocciamo perché è giusto, si boccia perché la gente non studia, purtroppo.
insomma, più di qualcuno invece non è che proprio, insomma, vuole il titolo di studio, ma questo succedeva anche 30 anni fa, 40 anni fa, non è che adesso pezzo sia... di carta, c'è il pezzo di carta che in parte può servire. Io credo che questo sia proprio molto, molto importante. Professore, grazie, davvero grazie molte per essere stato con noi, avremo occasione di parlarne anche a Focus durante il nostro talk di questi ed altri temi. Stasera Focus alle 21:15 parleremo di quanto sta accadendo, anche di questa mozione, ne abbiamo parlato anche ieri sera, la mozione di Alberto Stefani, Futuro e Libertà, Futura Identità, che sarà portata al Congresso federale di Firenze. Grazie al nostro regista, ai nostri registi che sono con noi, Andrea Basso e Renato Capoia. Ci vediamo stasera, grazie, arrivederci.